Nel video precedente vi abbiamo portato su una delle cime più belle del Friuli Venezia Giulia, passando per uno dei rifugi più ingiustamente chiusi della regione. Abbiamo fatto colazione all'alba e macinato 1600 metri di dislivello, guadagnandoci una porzione di spezie forse la più buona che abbia mai mangiato. Ma il bello deve ancora arrivare. Il video avrebbe fatto sicuramente più effetto se iniziava con una bella tipa dallo sguardo sognatore che scrutava l'infinito sorseggiando una tisana mentre sorgeva il sole. E invece siamo qua a pulire l'ennesimo bivacco zozzo lasciato zozzo da qualche zozzo. Battiamo sul pezzo, il bivacco se lo usi, lo pulisci, è una questione di rispetto e di educazione. La nottata è andata alla grande, non abbiamo avuto assolutamente freddo, all'interno del bivacco non siamo mai scesi sotto i 10 gradi e quindi top assolutamente. E adesso andiamo a ricaricare le borracce, che c'è una piccola sorgente qua, e poi si parte verso il ghiaione. Mi viene già da ridere. So che è sovraesposto, ma giusto per darvi delle indicazioni precise, il rifugio è là, voi dovete venire in questa direzione e guardare dove c'è questo tubo rosa, e da qua troverete appunto il rubinetto con la sorgente. Anche oggi il programma è decisamente impegnativo. L'idea è quella di prendere il sentiero 625 direzione Forcella del Vallone. Raggiunti i 2180 metri ci imbragheremo e continueremo lungo il sentiero del Centenario, una mezza ferrata molto bella e panoramica che ci porterà ad un ripido ghiaione. Poi da lì scenderemo al bivacco Gorizia. 250 sono i metri di dislivello che ci separano dalla Forcella. La prima parte è un dolce sali e scendi piacevole, poi raggiunto il canalone si sale. Lì non molla. Il terreno è ghiaioso, salire non è facile, lo si fa a testa bassa, tutto d'un fiato. Raggiunta la Forcella del Vallone, laggiù in fondo, come ben vedete, c'è il bivacco Gorizia e qua invece l'attacco subito della ferrata, e ci imbraghiamo direttamente qua, è la cosa più comoda, e da lì partiamo. Allora, inizio della ferrata del Centenario, ecco qua, e a primo tratta. Il Sentiero del Centenario è un percorso attrezzato nelle Alpi Giulie, dedicato appunto al centenario del Club Alpino Italiano di Gorizia, nato nell'autunno del 1883. Stiamo parlando di un tracciato impegnativo per escursionisti esperti, con tratti ripidi, scale di ferro e gallerie di guerra, che offre un'esperienza unica e panorami da togliere respiro. Lo si affronta con attrezzatura da ferrata e abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche. Dimmi tu. Usciti dalle gallerie ci fermiamo in prossimità delle cime piccole di Rio Bianco. Prima di affrontare la seconda parte attrezzata vogliamo goderci il panorama. La giornata è pazzesca, le cime circostanti sembra quasi di toccarle, ambienti duri, roccia tutta attorno. Noi siamo gasatissimi. Bene, allora la ferrata adesso prosegue qua, non so se vedete il cavo, e fa tutto questo passaggio in cresta, veramente molto bello. We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years past, now I know you, how the times can change, and I get a little down, thinking about tomorrow. I get down. Was
it over from the get-go? Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why I tried. A detta di tutti, sentiero spettacolare. Ora siamo in prossimità della Forcella Rio Bianco, da qui si scende verso il bivacco Cae Gorizia. Sicuramente è stata la parte più complicata, terreno franoso, pendenze impegnative, ad ogni passo rotolava giù qualche pietra. Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this. Allora, ghiaione per arrivare giù, bello impegnativo. Stiamo facendo attenzione a muovere il terreno il meno possibile, ma nonostante tutto un paio di massi li abbiamo fatti rotolare. Il beppone prima è scivolato, si è portato dietro mezza montagna. Oh, povero, si è fatto anche male. Ora sta tentando una via alternativa. Vai Beppe, vai! Siamo a quota 1950 metri e questo è il Gorizia in tutta la sua bellezza. La struttura ha una storia antica legata alla caccia. Antecedente alla prima guerra mondiale, questi luoghi erano terre dove il re di Sassonia organizzava le sue battute. Montagne generose dove abbondava la cacciagione e appunto per questo motivo dove ora sorge il Gorizia una volta vi era la sua capanna di caccia. Situato nella Valle Rio Bianco è una struttura metallica con 9 posti letto. Fu costruita nel 1967 dalla sezione di Gorizia e a pochi metri sorge un secondo bivacco, il ricovero Rio Bianco, struttura costruita in parte metallo e parte legno che offre ulteriori posti letto. Ci si ferma poco, di strada ce n'è ancora tanta, dobbiamo guadagnare nuovamente quota lungo il 625, ritornare a Forcella del Vallone e raggiungere il Corsi per recuperare il resto del bagaglio. Se la salita non l'hai capita, la rifacciamo e te la rispiego, Bravo. Mamma mia. Calvario. Wow. È stata durissima. Anche perché sulle gambe comunque saliamo chilometri e dislivello di ieri, Però bella, bella. Anche questa è una salita bella. Di testa. in apnea, Di testa. guardando solo il passo successivo e non la forcella là in fondo, perché sennò morivo prima. Via. È stata una 2 giorni che non dimenticheremo mai. Io non posso che ringraziare i miei compagni di zaino che hanno saputo rendere speciale e unica questa uscita. Beppe e Alex ormai sono una garanzia. Vi consiglio di visitare i loro canali, sono ragazzi in gamba a cui io voglio bene. A guardare voi che stavate scendendo, Non parla italiano. No, non parlate italiano. Vai con l'inglese. He was afraid about you. About you e Wanna Get Up, ma il nocciolo della questione era tutto un altro. Il buon caro Beppe ha cercato di scroccare un passaggio a una coppia di austriaci e gli ha detto: allora, voi andate giù, io vi seguo a ruota e mi portate giù, prendo la macchina e dopo vengo a caricare gli altri 2. Allora, la ragazza scendeva giù velocissima con le mani in tasca per far capire la differenza fra loro e noi. Infatti io vi seguo a vista e adesso se io mi sposto un pelino qua, a vista non si vede un beato niente di nessuno. Sti qua ci hanno dato almeno un quarto d'ora di distanza. Ok, aspetta che qua si è. Aspetta, si vede qualcosa? Non so se si vede. Il beppone nazionale è riuscito a scroccare un passaggio a questi meravigliosi ragazzi. Siamo tutti quanti nella macchina.
E ci porteranno giù e ci faranno risparmiare quanto più o meno? Un'oretta. Un'ora e un quarto almeno. Oh, 1 euro e un quarto. Grande. Oh, che Dio li benedica. Allora, your name? Vai. Manuel. Ok. Alina. Ciao, eccoli. I ragazzi, illumina i ragazzi con la testolina. Ok, eccoli qua. Festeggiamo questi 2 meravigliosi giorni passati in montagna. 5, uno più. The first one for you. For me not so much, just Okay. to try. Tell me stop. It's okay. Thanks. Thanks again. Davatto. Scorsatoia? Sinistra, noi invece faremo la via normale e quindi andremo su per di qua. Sicuro di dove andare su per di là? Perché non sia di là. Vedo un puntino rosso di là, Beppino, abbiamo gli stessi guantini. Guarda, Black Diamond. Ah, no, Quindi mani gialle, mani. mani gialle anche a te? Ma. Cazzo, ho tolto un gancio. Ma se continuate a dire cazzo, io non riuscirò a fare un video sano, Ma cavolino. Alex, con tutta quella roba lì sembri un albero di Natale, sempre. Sì o no? Sì. Alex, adesso fai silenzio, oh! Che colori, che meraviglioso. Allora, è facile comprare un drone che ti fa l'orbit. Io in verità ho comprato Alex che me lo fa lui. Allora, 2 informazioni sul bivacco Brollo. Sì. Con questo direi proprio che la chiudiamo. Sul nostro canale tante escursioni, sentieri e quant'altro nella nostra bellissima regione. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Ciao a tutti!